Il 2024 a Rossano Veneto si è chiuso con un consiglio comunale che ha in un certo senso anticipato i fuochi d'artificio della notte di San Silvestro. Ad accenderli è stata l'ex sindaca Morena Martini, che insieme a quella che adesso è l'opposizione ha sparato sul cielo della nuova piazza di Rossano un fuoco tutt'altro che amico nei confronti dell'amministrazione. Innanzitutto il Consiglio Comunale lo abbiamo chiesto noi per parlare della piazza in modo diffuso e anche per dare la versione di quello che noi abbiamo vissuto. È stata una sequela continua di addossare le colpe alla sottoscritta. Forse il sindaco si è dimenticato che da 1 anno e mezzo il sindaco è lui ed è lui il responsabile in toto di quello che succede in comune. Gli ho ricordato che ogni sindaco ha la responsabilità di quello che fa e di quello che fanno gli assessori e che quando ho dovuto prendermi le colpe per dei lavori non fatti dei miei assessori me le sono assunte in prima persona. So che abbiamo fatto le cose come dovevano essere fatte e se ci sono stati dei ritardi nella comunicazione con la parrocchia, questi ritardi non sono dovuti e non sono da attribuire a Morena Martini, che era stata allontanata dal tavolo delle trattative sin da subito. Siamo convinti che se nelle trattative fra parrocchia e comune, trattative portate avanti a Marco Zonta, ci fosse stata l'umiltà di dialogare anche fra le due componenti, maggioranza e gli affari economici piuttosto che il consiglio pastorale, le soluzioni sarebbero già arrivate e i lavori sarebbero finiti. Il voto finale è riservato all'attuale sindaco Marco Zonta, a cui Morena Martini non risparmia forti critiche. Ha fatto capire chiaramente a tutti i rossanesi che lui è arrivato a essere sindaco senza aver mai letto o essersi mai informato su quello che veniva portato in giunta e in consiglio comunale.